Allora, appena uscito dal camerino trucco, siamo un po' in ritardo, dobbiamo dire la verità, già sono le 7:30, non 7:20, però di mercoledì 9 giugno e siamo qui in compagnia sempre degli amici Paolo, Paolo Ferrostile, dove trovate tutto, praticamente la drogheria della Ferramenta, dove si trova dal lago al ciao. Giampietro detto Giampaolo o Giampaolo detto Giampietro? Giampiero. Giampiero, perché mi dice Piero, carta di vero, si dice. E poi c'è Vincenzo, pensionato, mentre gli altri due pensionati, siccome sono arrivati in ritardo, erano già andati via. E a premura, tanto d'altronde sono qua dalle 4:30 del mattino. E allora, parlavamo di un cagnolino che ha preso, come io ho aperto, tutti hanno un cagnolino, e c'è questo ragazzo con un cagnolino, sai, tipo un bassottino piccolino, poverino, senza gambe, sai, senza gambe nel parco, allora tutti vedono, oh, povero, lui la teneva in braccio, no? E lo chiama tutti, oh poverino, che è successo? Un incidente, così colà, un incidente, così colà, ma poverino senza gambe, praticamente tipo un Wooster, sai, poverino, sì, faceva pena, sai, lì fermo, così colà. A un certo punto uno dice, ma come si chiama? No, non ha nome, ma come che non ha nome? E tanto se lo lascio andare, che lo richiamo non torna. Leggera un po' così per drammatizzare. Comunque vi do appuntamento come sempre. Paolo, l'11 luglio ci sarà questa festa in castello, no? Vicenza, con Raul Cremona e io. Quindi verrà fatta, chi ha i biglietti deve andare al teatro, quelli vecchi va al teatro, che gli daranno quelli nuovi, da quello che ho capito. Non ho capito. Comunque ci sarà delle avvisaglie a livello quotidiani e fermo. Un saluto vergognosissimo dalle Tre Sorelle, che da quando si è aperta la stagione balneare il titolare Marco non si vede più. Non so dov'è, però c'è Sabrina che per noi è anche bella. Va bene?